Indipendenza Veneta sempre in prima pagina, Indipendenza Veneta protagonista. Abbiamo segnato con un anno di anticipo quella che è una scelta che ha fatto niente meno che il Parlamento catalano. Il 27 di ottobre il Parlamento catalano ha deciso, con una risoluzione importantissima, che bisognava prendere una posizione politica forte contro i tribunali, le corti costituzionali, e ha detto che quello che si decide a Madrid, in particolare quello che dovesse decidere il Tribunale Costituzionale spagnolo, come la nostra Corte Costituzionale, in ordine alla legittimità del processo di autodeterminazione del popolo catalano, non ha valore per i catalani, non ha valore per il popolo veneto, quindi quello che ha stabilito la Corte Costituzionale. E questa cosa mi dà particolarmente gioia, deve dare a tutto il movimento, a tutta Indipendenza Veneta, a tutti i nostri iscritti una particolare gioia. Perché? Perché nell'atto di intervento ad opponendum che abbiamo depositato come Indipendenza Veneta il 2 di ottobre 2014 avanti alla Corte Costituzionale, noi abbiamo sostenuto proprio questa tesi, 13 mesi prima dei catalani. Abbiamo spiegato che di un diritto che viene prima della Costituzione, un diritto antecostituzionale, non un diritto anticostituzionale, la Corte non ha i paradigmi di giudizio, perché appunto quel diritto viene prima della Corte stessa, viene prima della Carta Costituzionale. Quindi siamo orgogliosi, perché vuol dire che abbiamo idee, che abbiamo capacità di interpretare prima degli altri, con grande intuizione, con ponderazione, con capacità e con la giusta energia, quelle che sono teorie che addirittura il popolo catalano oggi fa proprie. Quindi continuiamo ad operare nell'interesse del popolo veneto, sapendo che il diritto di autodeterminazione, quindi la via istituzionale, pacifica e democratica, è quella che ci porterà al cambiamento radicale. Il risultato elettorale non è stato come le nostre aspettative, non importa, è l'idea che vince, e l'idea prima o poi, se condivisa, rivolgerà il panorama politico. Non ci ricorderemo più di Zaia, di Cicciambetti, di altri personaggi più o meno importanti, e non sono nostri nemici, sono ancora interlocutori, ma noi abbiamo idee più grandi, per questo che ci temono, noi siamo più forti, per questo che ci guardano sempre con la diffidenza, noi abbiamo la credibilità. Lavoriamo per la credibilità, impegniamoci per alzare ancora il livello della credibilità, e sul campo ci vedrete in azione in modo deciso per i prossimi mesi con ancora più energia. Indipendenza Veneta.